Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo del gruppo Facebook che seguo insieme a Marietto Veneziano e che si chiama Magia, Sibille, Tarocchi e Radiestesia, nel quale vi aspettiamo a braccia aperte. Iscrivetevi, unitevi a noi perché sicuramente troverete argomenti di vostro interesse. Se siete arrivati qui, certamente anche il gruppo vi piacerà. Il gruppo infatti tratta tutti gli argomenti del canale nel quale appunto divulgo le conoscenze esoteriche che appartengono alla mia tradizione iniziatica. Per quanto riguarda il gruppo, comunque, è un'occasione per poterci tenere in contatto in modo quotidiano, cosa che comunque sul canale YouTube non riesco per ovvie motivazioni a fare. Sul gruppo comunque troverete ogni giorno delle piccole pillole, delle piccole condivisioni, ad esempio alcune rubriche che accompagnano tutti i nostri iscritti e con i quali appunto rendiamo la cosa anche un po' divertente, no? Se vogliamo. Ad esempio vi accogliamo con il buongiorno astrologico, mettendo appunto le previsioni per il giorno dal punto di vista dell'astrologia del Cinquecento. L'astrologia che trae origine da Rutilio Benincasa e che è stata poi ripresa e divulgata successivamente da Iovara, Calvagna, Barbanera, perché anche lui si può annoverare come tipo di astrologia, proviene proprio da Rutilio Benincasa, è stata poi a sua volta ripresa da altri e portata avanti tutt'oggi da pochissime persone che hanno capito e colto il vero senso di questo tipo di astrologia che mescola un po' l'esoterismo con le facoltà intuitive della persona appunto che la deve proprio studiare e comunque possiede la capacità di leggere fra le stelle. E dunque abbiamo questo primo benvenuto con più o meno le influenze del quotidiano. Seguono poi altre rubriche, per esempio le carte di Osho, che Marietto Veneziano dona quotidianamente a tutti gli iscritti. C'è anche la rubrica La magia degli incensi che spiega come questo prezioso contributo durante la ritualistica, ma anche applicato durante la giornata in alcune circostanze, può effettivamente influire positivamente. Esiste poi un'altra rubrica che è legata alla radiestesia e alla radionica, dove quotidianamente vengono distribuiti circuiti con le opportune spiegazioni. Di tanto in tanto e comunque con una frequenza diciamo 2 volte a settimana vi viene appunto proposto di scegliere o di indicare qual è la vostra domanda sotto appunto alcuni spot dove mettiamo a disposizione delle letture gratuite di Sibille o di Pendolino ad esempio. Ha un'altra rubrica, per esempio un genio al D, dove sto spiegando appunto non solo la presenza e l'esistenza dei geni astrali, cioè del campo astrale terrestre, quali sono appunto queste intelligenze che governano i vari gradi dello zodiaco e quali sono le loro competenze e come entrare in contatto con loro. Pertanto anche questa è una conoscenza esoterica non da poco che può essere applicata per migliorare tanti aspetti o per chiedere aiuto in certe circostanze e trovare appunto un sostegno, un supporto. Esistono comunque tante rubriche, ne faremo tante ancora e sicuramente ci sarà pane per i denti di tutti, fermo restando che siamo sempre a disposizione per rispondere
a domande di natura accrescitiva, cioè se avete bisogno di chiarimenti su alcune procedure, se volete dei consigli o comunque è un posto dove possiamo crescere insieme. Io dico dunque venite, vi aspettiamo, iscrivetevi al canale, trovate il link per la pagina Facebook di questo gruppo, Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia e appunto unitevi a noi così che il nostro rapporto diventi quotidiano e potremo appunto collaborare di più, conoscerci meglio e crescere, che è quello che suppongo vogliate fare. Non sarà soltanto un percorso passivo, dunque dove riceverete soltanto, ma un percorso che mi auguro attivo, dove con le competenze che andrete ad acquisire potrete appunto già fare i vostri primi esperimenti, i vostri primi cammini verso l'indipendenza, i vostri primi passi verso un'indipendenza dove appunto riuscirete a intervenire là nella vostra vita dove avete dei blocchi, dove avete delle difficoltà. Noi siamo comunque sempre a disposizione per sostenervi, per darvi delle risposte, per aiutarvi. Molte cose potremo farle ovviamente in modo generalizzato, sicuramente vi daremo un contributo gratuito, libero, ma è chiaro che se le situazioni sono complesse e vorrete un parere o comunque un sostegno, un aiuto serio, preciso e puntuale, è chiaro che poi l'approccio deve essere adeguato e a quel punto si tratta poi di valutare insieme un percorso e lì è un altro paio di maniche. È chiaro che poi si tratta di un lavoro vero e proprio. Ma per il resto il gruppo è veramente aperto a tutti quelli che desiderano imparare, che hanno voglia di condividere una bella energia, che è quasi come una seconda famiglia, per quelli che appunto hanno accolto in questo modo il gruppo. Vi auguro allora comunque di proseguire benissimo la vostra giornata e spero, vi aspetto, spero che vi uniate a noi. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!